Gianmarco, ci siamo. Crede in Batman. Ma non so perché ci è messo nuova partita che non l'abbiamo proprio avviato, forse la cosa di prima mi si è un attimo bloccato. Allora, diamo uno sguardo alle impostazioni. L'audio dovrebbe sentirsi regolarmente in live. La chat ok. Tutto a posto. Lingua, ci siamo. Allora, Gianmarco, io faccio nuova partita. Vediamo un attimo l'inizio e poi ci regoliamo di conseguenza. Dice che puoi accedere in qualunque momento, quindi come inizio a muovere io? Vediamo un attimo. Ok, bambino. C'è qualcosa dietro, Gianmarco. C'è il brodolosauro. No. Allora. Primal Planet. Caricamento giungla rigogliosa. Una giungla iniziale così. Allora. Ehi, vedete. Ehi. Allora. Gianmarco, prova a premere. Già sei tu. Ok. Sono sta cosa. Ok, vabbè. Tu al momento sei Stolpil. No, Stolpil. No, Stolpil, non andare giù. Allora, iniziamo ad andare di qua. Circo scorta, doppio salto, non c'è. Nessuna lancia. E salto Ok. in avanti. Allora, al momento dobbiamo andare di qua. E ti aggrappi, ok. Ok, si prendono cose in base ai punti esperienza che si fanno. E tu giustamente hai mangiato e hai recuperato uno di salute. Ok. Ehi, bastardo. Allora, RB per usare l'oggetto, LB per scorrere tra gli oggetti. Io prendo un fruttolo. E con questo lo lancio, ok. Quindi con questi si tengono gli oggetti, con L1. Ma tu mi vuoi dare da mangiare? Sgrondel. Sino guarisce mangiando pesci e insetti. O pane e riso, Ah, posso raccoglierti anche io la roba? Sì, abbiamo una sorta di inventario condiviso. Oh? Ma dobbiamo andare a forza in acqua, non abbiamo niente al momento, già mo cosa facciamo? Tu puoi fare qualcosa? Vedi tu di prendere... Ho preso un fruttol! Aspetta, sì. Aspetti, io non posso venire là al momento. Non c'è il doppio salto. No. Aspetta, non ancora. Aspetta, riprova. Devi fare salto e devi continuare a saltare su. No, e non mi fa. Una volta che salto sul muro salta troppo lontano. Prendi l'ossol. Aspetta. Aspetta. No. Ah, ok, così. Puoi andare tranquillamente. Ok, aspetta, c'ho una rana che rompi coglioni. Anche perché ci sono i punti esperienza, quindi l'erba ti rallenta. Le creature non ti attaccano mentre mangiano, ma noi attacchiamo loro. Carne cruda. RB mantieni per lanciare gli oggetti, per scorrere tra gli oggetti. Quindi ne prendiamo la carne cruda. No, mantieni premuto e lancia il pezzo di carne. Così possiamo distrarre anche eventualmente le persone tutto. Ok, le persone, dinosauri e quant'altro. Sino guarisce mangiando il cibo che lanci. Prendiamo tutto quello che c'è da prendere al momento. Quando ci dobbiamo al momento ricongiungere con la nostra famiglia. Aglia. Attaccano. Punti abilità. Allora aspetta, fammi mettere il... Non si prende? Ah, serve lì, è un falò, sì. Allora, non abbiamo niente al momento, quindi si devono sbloccare i vari menu per i potenziamenti e quant'altro. Penso che dobbiamo trovare il modo di fare la linea che il gioco ci spiega, serve fiaccola.
Qui c'è una strada nuova, però metti la fiaccola e si apre il passaggio, ok. Quindi c'è anche da esplorare, non è solo vai avanti. Nella mappa, lo so. Effettivamente, sai che c'hai ragione. Anzi, che sta mappa? Questa è la mappa della zona. Questa è la mappa della zona, ok. Ci servono fiaccole e del legno per accendere il fuoco qua. Aspetta, zona segreta. Trappola di ossa. Insetto che arriva qui. Da dove cazzo sei entrato tu? Ma perché si deve litigare col mio monitor? Ok, quindi rotolata, più salto e salti più lontano. Lancia. Ok. Ok. Ah, con questo c'ho la dual. Solo che la lancia giustamente si consuma. Si può anche mirare. Ah, si possono fare un bel po' di cose già mo. T'aveva detto qualcosa e devi lanciare. Ah, aspetta. Lancia la lancia del muro. Ok. Altro segreto. Perché c'è una macchina di Jurassic Park? Questo è il logo di Jurassic Park. Del Jurassic Park, perdonami. Magari è un gioco collegato. No, è un easter egg, però dal trailer che vedemmo ci sono cose strane in sto gioco. E ne abbiamo trovata una, vabbè. Continuiamo a esplorare qua. Tanto sono tutti i punti esperienza. Allora, vedi se riesci a vedere. Aglia! Mi stanno poltando! A me non m'attacca. Ok, e con la frutta recuperi energia. Vedi se puoi venire. Prova prima di qua. Vedi se riesci a venire di qua. Erba rosa. Vabbè. Oh no, oh, questo è grosso. Ok, vabbè. Altro punto abilità. Hanno paura di vedere questi piccoli. Andiamo giù per abbassarti. Oh, moglie! Moglie e figlio! No! Neanche sulle frecce, ok. Pomeriggio, trova la tua famiglia. Oh no, c'è anche il tempo che avanza, Gianmarco. Ah, ecco qua. C'è proprio il falò. Allora, abilità. Cavernicolo o Sino il vino? Iniziamo da Sino. Salute, salutista. Più uno salute massimo. Vedi se puoi muovere tu. No, io mi muovo ancora. Ah, io posso fare. Io posso ancora fare Allora, salutista più uno salute massima. Una velocità. Danno morso. Danno assalto. Dai, dammi un punto salute a me per ora. E l'altro punto usatelo tu. Facciamo un e un. Cavernicolo. Vabbè, tu lo dici cavernicolo. Più uno salute dalla carne cotta. Più uno di salute dalle medicine. Tossicologico. Più 15 secondi l'antidoto. Trappole. Cintura portalance. E nel trailer c'erano anche le abitazioni e le cose da espandere. Quindi più cose sblocchi, più c'è da fare. Ah, merda che piace a me, lo zio. Va bene, allora, come abilità, salutista, velocità, per effettuare doppio salto. Doppio. No, io ce l'ho, quello mo me l'attiva. Ah, devo premere 6 volte. No. Però c'è. Mica quanto costa la roba tua. C'è un bel po' di cose da potenziare, e ognuna c'ha un bel po' di livelli. Se no, nel caso aspettiamo un altro punto e ti prendi una cosa a 2. Allora, 2 c'è più 1 danni con la clava.
più uno velocità, più uno... Guarda, metto anche io uno di salute. Invece creazione, carne cotta, giustamente con la carne cruda, medicina è bloccato, questo è bloccato, questi vanno tutti sbloccati. Scheggia addosso fa 2 di danni, uno lo faccio perché no. Continuiamo questa avventura. Da qui li posso selezionare, sono le armi da lancio queste, ok. Allora Jamox, dove andiamo? Ti serve il fuoco per bruciare. Perché sono le spine. Allora, Sì. niente. Quindi per i rovi, pure come stanno all'inizio, ci servono le fiamme. Allora aspetta. Vai. Suca. Guarda, distrutto. Ho usato la lancia direttamente. Ok, noi prendiamo tutto quello che ci serve. Oh, Ti ho pettato. Aspetta. No, fallo di nuovo. Non lo fa più. Allora, ci serve il fuoco. forse dobbiamo craftarlo. Allora, torniamo al falò. Creazione. Sì. Fiaccola. Infiamma la lancia. Lancia 2 di 1. Ok. Poi dobbiamo tornare là dove c'è la mappa. Ok. A questo punto possiamo tornare anche... Ah no, aspetti, qua non lo possiamo fare. Perché c'è la cascata, se passo sotto si spegne. Però sarebbe da fare una cosa, lo zi, tornare indietro e andare a prendere quella mappa. Mi vanno indietro? Sì, torniamo indietro. Torniamo indietro. Tanto la legna ce l'abbiamo. Dove ci dice zaino? Ci abbiamo un tronco, là serve un tronco, quindi pure se si spegne possiamo rifarli. Non perché si sta consumando col tempo, forse. Vediamo se ci riusciamo. Sì, si consuma col tempo, sta bastarda. Vai. Allora, a parte che ci sono le altre lance qua a terra. Ok, mi si è rigenerata. Vabbè, qua si spegne. E dobbiamo andare all'altro po'. Ah, già. Poi era di qua. Eccolo qua, eccolo qua. Creazione, fiaccola. C'era un'altra cosa da dare fuoco, sbaglio. All'inizio proprio. Quanto è lontano? Vabbè, apriamo il mappa. Non tantissimo. Ok. Eccola qua. Ci abbiamo la mappa completa della zona. Ok, minchia. E Noi questa ne è siamo- una. Noi siamo là? Noi siamo qua. Noi abbiamo iniziato qua. Le spine sono qua. Visto che è una zona per andare in una Va, parte tutto nuova dritto, della va, sì. mappa. Ma Qua, non ci non conviene. c'è- No, ma non ci conviene andare adesso. Perché se seguiamo il percorso base, noi mo saliamo sopra e qua prendiamo i membri della famiglia. Esatto, poi, sì. Ci conviene poi tornare da qua. Ci buttiamo giù e subito facciamo. L'acqua e tu devi passare sott'acqua. Nada, andiamo avanti. No. Dobbiamo solo andare veloce indietro. Ah, aspetta, io qua devo fare per forza così, aspetta. Quanto ma c'è l'acqua? Lei è Dino, io sono uomo, ci metto un po' di tempo. Non ho la sua agilità. Io questo c'ho, è la peccata, è il salto in avanti. Allora, ecco qua, subito abbiamo fatto. Però almeno ci abbiamo tutta la mappa della zona adesso. Sopra era. Siamo sopra, sì è vero, sotto. Le lance non sono indistruttibili, grazie. Ah, ah. Però qua la dobbiamo rifare un attimo, aspetta. Sto calcolando che qui vicino è sera. Aia, picco baudo.
Mangio un fruttol. Però almeno prendo un po' di esperienza qua accendendo le torce quando possibile. Allora, fammi Aspetta. Sì, hai detto bene. Però non sono riuscito ad arrivare. Ok. Grondel. Punto abilità. Se scagliate le lance infliggono danni doppi. Boom. E poi le riprendi. No, però fai l'incendio. Allora aspetta. Qua ci attaccano. Oh no, giustamente ho mangiato la carne cruda e mo adesso quel veleno sto vomitando. Io sto vomitando l'anima nel frattempo. Ah, ok. Là non possiamo farlo. Basta che non viene quello grosso. Vino Ah, ha dato l'obiettivo. fatto qualcosa. Ottimo. Allora a sto punto aspetta. Facciamo un po' di carne cotta. Allora. Dino. Mangia la pappa. Bravo Dino. Grazie. A posto. Le creature addormentate non si svegliano se cammini piano. No, sgrondol! Problema. Forse io devo camminare basso, forse dobbiamo camminare basso. Ma io guarda, Ti calmi? Andiamo indietro, andiamo al falò. Dai, fai più male. Ti ho dato un po' di danno. Allora, andiamo piano. io purtroppo non lo posso fare. No, è forse perché camminavo io troppo velocemente. Te ne sei andato? Ah, che c'è. Ma non ti addormenti più, mo. Andiamo un bel po' indietro, sì. Abbiamo pagato il gioco, già ma. No. Ah, fa niente, tanto non dobbiamo attaccare. Proviamo a tornare. È ancora sveglio. Senti, io provo a doggiare provando ad andare avanti. Vai, 3, 2, 1. Tua sorella Park, Suka. No. Oh. Suka. Non venire. Quando devi venire fuori. Vai. C'era un computer però già ma. Siamo qui. Allora, da là cambia. No, allora Cambia la andiamo prima di zona. qua, andiamo prima di qua. Vediamo se però possiamo andare o se ci serve qualcosa per andare avanti. Foresta bocciola. Eccoli qua, a posto. Allora dopo torniamo là. A posto. Ehi, moglie. Moglie e Io figlio. posso fare il cazzo che voglio anche nelle mezze calzi. Ok, la famiglia è riunita. Posso fare qualcun altro. Io penso che tu possa cambiare il personaggio, solo non so. Giù per prendere tua figlia, qui per lasciare tua figlia. Figlia, vieni. Aspetta, allora così. Andiamo prima di là. Torniamo indietro. Andiamo a vedere prima il Ok. computer. Aspetta, ma non posso doggiare. Faccio io strada. Allora. Vedi se eletti i tasti direzionali, qualche pulsante. E noi vedemmo nel trailer che si potevano usare pure gli altri personaggi, quindi. Forse bisogna spolverarsi. Allora, qui c'è un tastierino. Forse perché vado io troppo avanti? Ci vuole un chip. No, così si deve aprire per forza con le pune maniere. Vabbè, allora dobbiamo andare avanti di qua. Vai, no. Vieni moglie.
Allora, ci siamo riuniti con la nostra famiglia, già questa è una bella cosa. Wow. Ok, bambino non fa niente, ok. Se c'è un villaggio potrebbero esserci dei potenziamenti altre cose da fare. Aglia. Ok. C'era qualcos'altro a sinistra comunque. La bambina? Ah, ecco, bambina. C'è qualche altra cosa qua. C'è l'altra mappa, ok. Se riusciamo a trovare... Ecco qua, guardalo qua. Non ci abbiamo il link. Questo forse si rompe. No. Vabbè, troveremo delle cose. Vediamo un po'. Ah, aspetta, il legno è qua. Acciarino, aglia. No, è caduta la bambina. È morta la bambina, già ma... No, è resuscitata la bambina. Oh, uccellini però pure rompono i coglioni, Sono forti, Proprio prima di qua che c'è. Sì, dovremmo capire il villaggio da che... Ah, il villaggio è in alto a destra. Eccolo qua. Dobbiamo fare prima a sinistra allora. Come fate? Se vogliamo fare esplorazione andiamo a sinistra. Allora, ci conviene fare esplorazione, però secondo me è ancora nella fase tutorial il gioco. Quindi almeno andare al villaggio. Minchia, oggi mappa del mondo, faccio dove sono tante zone. Più che altro, scusa, andiamo a fare il falò, abbiamo trovato il legno. Se ci prendiamo un paio di punti di esperienza... Ma non possiamo passare. Ok, andiamo prima giù. Okay. Così provo, se salva, provo a fare c'è dell'altro legno. Magari al falò permette di cambiare il personaggio. No, aspetta, di qua, di qua. No, ma non credo che ti devi scollegare e fare chissà cosa. Stesso dal gioco. Ecco. Allora, creazione. Chiappola. Chiappola facciamo uno e adesso abbiamo tutta la mappa della zona. Ecco qua. Da dove stavamo andando, saliamo sopra, sempre a destra e arriviamo al villaggio. No, aspetta, aspetta. Prova a premere tu start. Ma non lo fa fare qua. Facciamo un secondo. Ha salvato là. Allora, menu principale. Sì. Forse più dal villaggio quando lo fa. Ma vediamo un attimo se per caso facendo continua. Io non premo niente. Prova a fare destra e sinistra per vedere se ti cambia l'iconcina del personaggio. No. Aspetta. No, che giustamente. Ok, siamo in live, tutto a posto. Ok. No, oggi lui c'ha un po' di problemi quando gli tocchi la finestra. No, al momento no. Però abbiamo visto che nel trailer uno poteva giocare nei panni della moglie o quant'altro. Allora, aspetta, vediamo con i punti esperienza. Secondo me ci perso un po' di... Sì. McIntyre. Allora, io intanto vedo quanti punti abilità abbiamo. 3. Mettiti qualcosa tu, così a me mi ha dato anche il potenziamento prima. A te possono pure molto di più di abilità. Più uno di salute dalla carne cotta. Di conseguenza dovresti prenderlo anche tu. Quando la mangio, forse... no, mi sa che io ho il mio di potenziamento per il cibo, forse, così. Corsa di risorse, trasporto più risorse. No, iniziamo a fare poco migliorato. Con un altro punto d'abilità addirittura. Un po' di ossigeno. A questo punto posso anche fare uno solo di questi. Ok, possiamo anche vedere di andare avanti.
a questo punto dobbiamo tornare di qua. Qua non possiamo fare niente. Si è presa la mappa, aspetta. Oh, Smolder, bonsoir. Ciao, Smolderone. Non si era preso l'aver fatto la mappa. Allora, Gianmox, se noi andiamo a sinistra possiamo esplorare e poi risalircene per sopra, ma noi l'obiettivo è andare comunque al villaggio per vedere un attimo che succede. Andiamo al villaggio, vediamo che succede e poi torniamo indietro. Che ci conviene esplorare dopo che ti fa cambiare pure a te il personaggio. 6 strade da fare, così. C'è da fare molto. Allora, andiamo quella diretta, da dove eravamo prima, saliamo di qua, torrente, vediamo se ci fa salire qua. Ah sì, non dobbiamo male del passato. Noi dobbiamo passare per dove abbiamo aperto adesso. Molder, tutto bene? Che si dice? Oh no, sono riapparsi. Oh, almeno ci prendiamo la carta. Sto bene a parte il PC che dà problemi. Voi abbastanza bene. Più o meno, caldo permettendo e problemi sempre all'ordine del giorno. Che problemi gli sta dando il computer? No, stiamo cadendo giù. Aspetta che io sto per morire. Ok, grazie. Ok, almeno adesso la carne pulla un attimino. Allora, bambina vieni Ma io qua. sono tappato un fenomeno. Aspetta, io ho l'ossigeno. Aspetta. Ok. Allora. Manca un passaggio di qua, No, voglio controllare prima se c'è. Aspetta, c'è qualche altra cosa di. No, ma difatti noi dovevamo andare. Andiamo prima di qua allora, prima a destra, che è chiuso. Vediamo se c'è qualcosa. Sì. Aspetta che non posso lasciare. Continuo a dare schermo nero dopo un po' che gioco. Spero che veramente sia il caldo. Magari devo prendere delle ventole e migliorare la dissipazione. Guarda quando ebbi. Già, ti ricordi quando ebbi pure io il problema questo qua? Con le ventole che presi da Amazon e tutto, presi un set di ventole a 3 con il sistema a liquido per il raffreddamento, dopo non ho avuto più problemi. E qua stiamo avendo questo gioco e la sua finestra qualche problema che all'improvviso mi dà dei problemi gratis, però alquanto basta che non lo muoviamo. Bisogna dare fuoco. Se gli diamo fuoco ci abbiamo lo short, se no dobbiamo fare tutto il giro. Il problema è come fai a portare il fuoco qua, che è tutto pieno d'acqua. Sarà un altro giro da parte. O dobbiamo poi sbloccarci lo short da sotto. Quindi ma dobbiamo fare il giro da qua. Sono una macchina da guerra oggi. Sì, col morso che ti ho dato più il resto dell'agilità che c'hai, minchia. Però quest'acqua qua, aspetta. Vedi qualche. Appunto. Pianta speciale. Delle bacche. Probabilmente allora che non basti più questo dissipatore liquido che ho. Appena arriva lo stipendio il 14 prendo quello e ventole nuove. Effettivamente a suo punto sì, se già c'è pure quello di che non ce la fa più. Controlla pure, vedi se la pasta termica. No, dobbiamo fare il giro. Sbagliando il ragionamento. Dobbiamo arrivare fino a qua con la fiaccola accesa. Ok. No, ma dobbiamo tornare da là. Io feci fare pure un controllino oltre alla scheda video e fargli fare una bella pulita. No, Giamox è sotto. È sotto. Dobbiamo andare sotto di qua. Noi di qua direttamente. Ok, la strada è tranquilla per andarci con la pianta. Ci mettere pure un po' di pasta termica sotto al processore, poi non ho avuto più problemi. E quando non si ruppe proprio completamente la scheda video. 6 mesi avanti e indietro quella scheda. Madonna mia. Allora, dai con la fiaccola. Allora, io vado avanti e faccio pulizia. Sì, grazie. Che non so se qui si fanno. Diciamo che tornano col passare del tempo. So che ci sono i giorni che vanno avanti, quindi aspetta, bambina, vieni qua. No, qua andrà bene, sì. Sì, perché il tempo non è cambiato. Aspettiamo. Ok, Fatto. Cerco di tenerla. Poi c'è quello grosso. Mamma Questo mia. si apre dall'altro lato. Ok. Oh! Guarda da dove è uscito. Questo c'ha la carne. Ok.
Sono fatto pittura creata, ok. Passaggio segreto. Aspetta, Vedi te lo tu? pulisco io. Ok, prendi tutto tu. Sì, sì, la pulita poi appena lo prendi i pezzi cambio passaggio. A questo punto sì, approfitta se riesci a fare tutte queste cose insieme, ti fai una bella sistemata e lo fai tornare un attimino in vita per bene. Computer a parte. Ehi, pezzo di me. Mi ha dato fuoco a tutto, così attento. Fuoco arriva fino a qui? No, ok. Noi così abbiamo un nemico. C'è qualcuno che ci vuole del male, vabbè. Si è spenta la fiaccola. No, Ma lo sotto io. sei diventato una forza della natura, già. Allora, aspetta, no, io qua devo fare per forza la capriola. Tanto la bambina c'ha il doppio salto. È più brava del padre. Ok. Noi dovremmo andare a destra, giusto, però sì. vedo quel puntino colorato lì in alto a destra. Sì, saliamo un attimo, Giamo. Per adesso bene mi godo le ferie da ieri fino al 25. Anche il signor Giamo, fortunatamente. Morendo così. Secondo me non dovevamo stare qua. Io sono Mortal. No, non possiamo ancora andare là, va bene. Vabbè, così tanto mo al villaggio secondo me prendiamo anche qualche altro tipo di potenziamento. Quindi vai in vacanza da qualche parte, resti dalle tue zone, cercando di non fare niente tutto il giorno. Come ti sei organizzato? Sì, vabbè, tanto mo dobbiamo farci. Potevamo andare anche da sotto volendo, perché tanto mo non ci serve più la fiaccola. In questo caso almeno risparmio un po', è che non è mai male in alcune situazioni. Però telefono spinto, non si pensa al lavoro. Vabbè, intanto ho cominciato con mia moglie. Perché era l'ultimo salvataggio, era quello lì, già mo. Ok. Che dobbiamo regolarci save per save allora. Comunque il gioco è cattivello, se sbagli strada va bene, va bene. Oh no. Va bene. No, volevi Gianmarco, volevi. Ti sarebbe piaciuto Gianmarco. Allora, abbiamo preso altri punti abilità al limite dopo li spendiamo. Mamma mia che forza della natura. Con la potenza di morso di un tirannosauro. È la potenza del morso di Mortis. Ma che si può andare anche sotto, aspetta. Ok, vabbè, le hai prese tu. Ma io oggi non ce l'ho l'ossigeno. Io posso andare anche sott'acqua gratuitamente. Sei un protosauro che respira sott'acqua, vabbè. La creatura più forte che Vabbè. sia mai vista in questo ecosistema. Un giovane Godzilla. Allora, qua a destra. Allora, se qua riusciamo ad arrivare con la fiaccola si può creare il passaggio per sotto. Ok. Aspetta, ma qui c'è di nuovo Bracchiol? Perché siamo un'altra volta di qua. No, lo sì, allora noi dobbiamo. Andiamo direttamente a qui. Che cazzo ce ne frega? E c'è anche qui, ok. Allora lo facciamo da qua. Allora aspetta, però a questo punto se ci andiamo ci dobbiamo andare con i contro. Allora innanzitutto carne cotta. Dove? Uno la mangiamo e recuperiamo l'energia. Poi abilità 4 punti. Stavo vedendo quanti punti serve. No. Guarda. Vai Gianmarco.
Ma forse la zanzara. Mordi. Sì, fai più male. Allora. Ma sei diventato più grande. Sono più grande, lo zio. Così sono diventato grossissimo. E fai più male. Sono diventato la creatura suprema. Va bene. Zanco. Ok, quindi forse in coop solo il dinosauro che però crescendo cambia. Però Ok, la già sua ma. moglie c'aveva l'ampia. Non mi pare sputo potenziale. Sputo acido. Sputo acido. Allora, ci conviene fare. Ho beccato il cranio di l'uomo e anche della bambina. Lascia stare la famiglia. Visto che al momento ce li abbiamo. Questi danno questi fantastici. Allora, lo zio, andiamo. Dobbiamo aprire le radici. No, io volevo affrontare il dinosauro. Tanto sei salvato qua. Sono io. Vai, andiamo. Figlio di Godzilla. Parti sotto. Dov'è? Eccolo qua, sputosauro. Aglia, che botta, già fatto. Botta violenta. Suca. Fallo venire di qua, fallo venire di qua. Aspetta, vieni qua. No, ok, ok. Fammi mangiare il uccellino. Ok, fatto, l'abbiamo ucciso. A posto. Allora, aspetta, devo mangiare un attimo che ti sei sullato tutta la carne e l'energia, va bene così. Però qua andiamo in una zona che non ci compete. Però aspetta, forse c'era qualche brutto, qualcosa a sinistra. Ok, hai ucciso 10 dinosauri, ossa. Vediamo se c'è un passaggio segreto. No, ok, allora. Fiaccolame e andiamo al villaggio. Quando abbiamo tutto, legno. Allora, risorse per la fase iniziale, diciamo, siamo messi bene. Eh sì, dobbiamo fare, giustamente ce la dobbiamo preparare. Vamos, sera. Allora, Occhio all'acqua, non andare prima a me. Ah, devi lanciarla, lo zio. Lanciala lì. succhiol. Ok, così abbiamo anche lo sciottino. Sì, ma non lancia. Yeah! Ok, qua si deve capire come. Aspetta, fammi prendere la bambina. Allora, aspetta. È più verso sinistra, però qua magari può esserci qualche oggetto o qualcosa. Erba rosa. Ok, c'era l'erba rossa. Dobbiamo salire di qua. C'è un suono un po' inquietante. Cibo di strani sciami. Stiamo andando già a pushare. Non c'è problema. Posso? Prego, vadi. Quale sciame? Non c'è nessuno Io sciame. poi vedo che quando li uccido Oh, c'è un brachiosauro. io guadagno vita a ogni nemico che uccido, quindi tutto quello sciame, io mangio uno, guadagno vita. Mangio un altro e guadagno ancora vita. C'è il piccolo dino OP. Penso di essere il dinosauro Oh, più forte. attenzione. La tua vita. Ok, siamo arrivati al villaggio, già. Valle Ventombrosa. E alla fine di questo Gianmarco il villaggio. Va bene. Allora, aspetta. Così apri una nuova mappa, quella da prima si vede tutta. Ok, proprio quello a fianco, verso il basso. Ok, no, perché se Quindi erano più zone, no. prima un po' di là. A sto punto ci conviene che è proprio la prossima. Ma dobbiamo capire solo come arrivare là. Di base, diritto per diritto. Vediamo giù dove si va. Cominciamo con quello, non scappano. Sono io, Shin Godzilla. Cioè, recupera un po' di ossigeno, ma così e poi riscendiamo. Via. Dovremmo farcela perché è poco comunque. Ecco qua, difatti.
Cioè, ah, bolle di ossigeno pure, mi sa, così. Sì. Ah, ok, a posto. Servono erbe per disegnare, ok, quindi per fare le pitture dobbiamo trovare prima i fiori gialli, ok, guarda. Mangia che sono tutti punti esperienza, mangia. Come passato? Era nascosto il... Bolla di ossigeno. No, in realtà ti fa andare pure più veloce. La busta. Aspetta, no, voglio vedere un attimo la mappa. Non so quando la apre, quindi lo premo per fare cose. Dopodiché se proseguendo per la Vediamo. zona dell'acqua. Oh, grande pesce, grande pesce. No, no, Gianmarco, quello è troppo grande. No, dai, aspetta. No, lo zio, che a me mi ha shottato proprio. Fammelo fare a me uno prima. Mi ha shottato proprio Lo direttamente. faccio io, sanno, ti fidi di me. Vabbè, certamente. Io mi posso mettere pure al sicuro e vediamo tu un attimino cosa fai, eh. Lo sono io, il dinosauro più potente dell'ecosistema. Allora, aspetta, io devo prendere Ah sì, ossigeno. quando tu vai nel bordo mi teletrasporti. Andiamo. Però facciamola vicina dove io posso prendere ossigeno, perché tanto tempo qui sotto non posso stare. E la strada giusta, zio, era a destra. No, siamo andati prima in alto. Aspetta, devo recuperare un po' di energia. Però la devo cuocere la carne. Sto vomitando in acqua e tutto, che bello. Sì, è un problema. Stai finendo l'ossigeno. Prendi Aspetta. l'ossigeno là. C'è un bollozzo là. Pollo. Oh. Un po' di ossa, foglie blu. Oh, aspetta, c'è un sacco, c'è un sacco. Trappola d'ossa, buono. Erba viola, buono. Ci stiamo allontanando più che altro. Noi dovremmo andare verso Dove destra. arriva questo pezzo qua? Siamo penso quasi alla fine del pezzo. Se troviamo anche un falò riusciamo anche a potenziarci, perché stiamo facendo un fottio di punti esperienza, aspetta. Ci va presto a fare il dinosauro che ruota in acqua, che rotola, scusami. No, qui ci vuole il fuoco. Vabbè, dobbiamo prendere dall'altro lato. Magari troviamo qualche potenziamento per farci. Sì, è collegato alla zona dove stavamo. Dobbiamo arrivare da là. Sì, loro sono i villici, i mascalzoni. Torniamo. Ok, abbiamo preso un altro punto abilità. Se si rigenerano all'infinito così. No, in base ai momenti della giornata. Sì. No, allora non li posso mangiare. Si è buggato il personaggio, Giammo. Ha preso la bolla quella lì. È stato sparato verso sinistra e non potevo fare niente. Vabbè. Ok, qua. Ah, perché ogni volta che fa il cambio zona giustamente lui simula il passare del tempo. Sì, si rigenerano le cose. No. Allora, sto cambio zona no. Andiamo. Io ho preso tutto nel dubbio. Ce ne andiamo. Che strumpo, agnarizzo, ricambiato. Allora, per quello grosso di prima ne siamo andati prima su di qua. No. Allora aspetta, mo vomiterà anche un pochino. Con la carne cruda è una lotteria, se sicuro oppure no. Aspetta. Allora, bambina, andiamo. Bastardi. No, oggi sto morendo. Devo ammazzare una creatura. A destra, a sinistra in basso era dove c'era quello grosso. Però non sono fuggita io, figa. Allora, mangia pesciolino. Oh, eccolo qua. Penso io. Allora, dai.
Chi è il predatore? Chi è il predatore? Andremo t'ho vinto! Ho vinto! Io sono il predatore! Va bene. Dov'è la mia carcassa? E c'è un altro laboratorio segreto. Va bene. No, va Eh? benissimo. Va Chi è il benissimo. dinosauro più forte? Sei completamente OP già adesso, va benissimo. Ecco, che sei di merda! No, troppo bene! È infallibile! Sei velocissimo! Va bene. Eccolo qua! E respiro anche sott'acqua! Allora. Oh, aspetta, l'erba rosa ci serviva. Di qua torniamo dall'altro lato, dobbiamo andare verso destra. Ma guarda, sì, sono anche la creatura più feroce dell'ecosistema subacqueo, quindi vai Va tranquillo. bene, va bene. Ti racconto tutto che ti trovi qua. Basta solo che non si blocca di nuovo il personaggio mentre prende una bolla d'aria. Allora, vediamo prima giù a sto punto. Devi prendere un po' di fiato. No, di qua ci serve il fuoco. Tu, c'è un sacco qua. C'è un sacco. Erbe gialle, ok, ottimo, queste ci servivano. Allora, ossigeno massimo. Ok, bisogna un attimino aumentare gli inventari, comunque così da prendere e tenere più carne cotta dietro, Malizio. No, Guardate lo stronzo? siamo arrivati. Di qua ci sarà il villaggio. Ma non mi ha fatto Che muovere. cosa hanno fatto questi al villaggio mo adesso? Se la puoi prendere così. Ok, questo è l'ingresso del villaggio. Sì. È Protolo lui. Sì, sì. Ci siamo? Allora, Mi aspetti. Strada pulita, venga. villaggio trovato. A Tu posto. sei Salve. un allenatore di Pokémon che ha trovato un Lugia in mezzo alla mappa e l'ha catturato. Ma non penso ti posso fare però così. Voglio una carne cotta però. Ah, ma è bloccato. Oh, Abilità per il personaggio. schianto a terra, lance potenti. Quindi in giro ci sono personaggi e cose che ti aumentano le... No, lo sì, sto gioco ci divertiamo un attimo. Questo qua tutta la vita oggi. Allora, iniziamo a fare le lance più potenti e migliora capanna. Sì. Infatti possiamo fare tutte e due, mi sa. Sì. Bene entrambi. Aspetta, voglio vedere prima le altre, che ce ne sono altre. Ah, vai. Allora, qui c'è questo, tu qui, Qua c'è lui, c'è il cacciatore. che ovviamente è un cazzo sta. Si torna al villaggio quando va a po'. Come abilità ti insegna a creare le trappole d'ossa e come creare una pozione che infligge danni doppio. Migliora capanna. Così c'è una riserva fissa di Quando ossa. veniamo al villaggio possiamo prendere un po' di risorse. Cioè, aspetta, vediamo un altro che c'è il signore anziano. Salve. Allora, lui è lo sciamano. Torna al villaggio quando va a KO. Come abilità ci può insegnare come creare una medicina e l'antidoto di creazione. Come miglioramenti, erba rosa e bacche. Vediamo pure a sinistra se c'è altro. Sì. Questa è la nostra capanna. Allora, un sacco qui in regalo ogni volta male non sarebbe. Va bene tutto. Ci troviamo un paio di risorsine così. Un bel falò.
Ce n'è un'altra. Ce ne sono un bel po', Gianmarco. Ciao, Lei è l'erborista. io sono Pino. No, Pino. Respiro profondo. Come creare respiro profondo? Recupera ossigeno massimo. Questo è buono durante le parti dove dobbiamo esplorare soltanto. Questa possiamo accendere la lancia ogni volta che ci serve e possiamo aprirci tutti i passaggi. Vabbè, miglioramenti, foglie blu, erbe arancioni. Potenzio praticamente tutte le risorse le puoi trovare a Te le metti facilmente qua così poi. Ah, loro sono Legge danni da mischia a corto raggio. lo stesso c'è marito e moglie, mi sa, l'ho detto. Ok. Frutto. I frutti sarebbe buono, dato che ne troviamo pochi, i frutti sarebbe buono avere una. E questo delle erbe gialle, ok. No, non ci. Ma scusami, ma che sta succedendo? Ma noi no avevamo trovato il villaggio. Ma tutti i potenziamenti. Vieni qua, io sono il dinosauro predatore, No, mi hanno ucciso giusto alla fine. Devo ricordarmi di vedere l'energia massima. Aspetta, dobbiamo fare prima una cosa. Aspetta, vai, torniamo indietro. Facciamo tipo anche il don di ieri. Noi conoscendo il nostro futuro. Aspetta un attimino. Falò. Abilità. Ci abbiamo 0 punti. Reazione. Ci miglioriamo così. Almeno mi posso curare facilmente caso mai succede qualcosa. Io tanto se non mi muovo vado in automatico. Ah, ok. Non sto toccando niente. Modalità relax. Ma poi sono tornato secondo me non mi dovevo potenziare già questo. Abbiamo fatto 2 potenziamenti base semplicemente giocando. PC evoluzione! Poi c'è sempre 2. Ok, una lancia sono riuscito a lanciarla per bene. Ah, aspetta, c'è stato il fuoco. Indietro non possiamo tornare perché prendiamo i danni. Aspetta. Allora, aspetta, vediamo la mappa. Succa. Allora bambina vieni qua. Oh no, gli altri, insomma questo è un assalto. Ehi qua. È una figlia di Troia. Aspetta, fammi vedere se ti posso. Giusto in mezzo, gliel'ho lanciata giusto in mezzo. Sono morto così. È la prima morte. Ma io sono imbattibile. Ragazzi, come ti posso restare? Sino è morto. Vorrei anche toccare per curarti. Ok. Ah, lo dico perché. Ok, allora aspetta. Devi schivare il fuoco, lo dico. Sì. Dobbiamo andarcene da qua al momento. Ok, aspetta, sto riuscendo a salire però non vedo. Ok. Allora di qua non possiamo andare. Al momento non possiamo andare, quindi dobbiamo andare o dall'altro lato o dobbiamo fare altro. Sì, c'è il percorso a destra. No, vedo qui. Vai, vieni qua. Andiamo a vedere un attimo di qua com'è la situazione. Bambina. Però aspetta, se c'ho la bambina non posso fare i salti. Quello volevo evitare. Ok. Il gioco prevedeva che noi facevamo una corsa e ignoravamo tutti. Mettiti a riparo. Mettiti a riparo. L'ho fatto tanto per trovare il villaggio, cioè, ma è durato pochissimo. Allora, da qua dobbiamo andare in alto. Ok. Hanno preso i membri del villaggio, quindi li dovremo salvare per sbloccarci le abilità. C'era una navicella aliena che è passata lì. Così stanno passando altre navi aliene. Molte navi aliene così. Allora sì, io non c'ero nel periodo preistorico, però
Pensavo stesse per partire una boss fight. No, dobbiamo andare a forza di qua. Ok, quindi c'è anche una sorta di meteo dinamico. Va bene. Ok, pappagallo, pappagallo. Quindi che cos'è quel coso che si muove? È un dinosauro. Piccolo dino piccolo. Carne cruda perché almeno così. Andiamo da qua. No, dobbiamo continuare ad andare verso il fondo. Oh, aspetta. Un punto. Ma allora, No, a me non può mettere. tu ormai Sono sei la troppo potenza avanti. di un dinosauro, Sì. ormai avevo di un T-Rex. Uno. Borsa di risorse, così iniziamo a recuperare più cose. Mi piace. Altura muschiosa. Chissà quanto grande puoi diventare al massimo. Secondo Che me non- almeno un'altra taglia. Sì. Non penso che... No, diciamo... sì, la boss fight. Sì, la boss fight. Sì, la boss fight. Aspetta che io ho un attimo di problemi. Se mi fa curare... spara i raggi, Gianmarco. Aspetta che a me vomita. Ma tra il vomito e lo sgrodolo è stato un attimo. Meno male che abbiamo salvato qua. Allora aspetta. A questo punto ne posso portare 3. Quando vado da giù, vai, dai. Aspetta. Non dovrebbe esserci acqua. Non mi beccare. Non mi piace. Ho detto non mi devi beccare. Io ti voglio bene. Riproviamoci. Non mi aspettavo sta boss fight, però va benissimo, va Ma bene. perché gli allievi? Facciamo Marco. Penso io capo. Dai, tua sorella? No! No! Lascia fare. Oggi moglie! No, è morto. No, non so. Colpo di scena. Non ti mettere. C'è un dramma in atto, Gianmarco. È morta, Gianmarco. Nessuno non scapperebbe mai dinanzi alle palle elettriche. Primal Planet. Così abbiamo perso una No, è proprio morta. Non me l'aspettavo. Ma c'era nei trailer, però. O forse era una degli altri villeggianti che possiamo portare con noi. Bambina, è morta la mamma. Colpita da un'astronave aliena. Impara a combattere. Così allora finora una... Sarò sempre con te. Tanto che abbandonerò, amico mio. C'ho anche l'RS gratuito. Io sono Sì, il non servono tante parole per fare una trama scritta bene e quant'altro. Basta solo scriverla appunto bene. Sì. Faccio qualche minuto di cosa, ma quando poi dare il telefono si resta. Allora, aspetta, se me la fai pure a me, io mi fermo. Mettiamoci qua nella radura, almeno vediamo. Mettere un attimino dietro le astronavi che passano. Allora, che ne pensi finora? Io mi sto azzeccando, te devi dare figo pure. Io mi sto azzeccando malamente, lo dico proprio la verità. Cioè, molto simpatico perché Abbiamo un bel po' di zone da fare. Sì,
esplorare pure tutta la roba che abbiamo lasciato indietro. Allora, calcolando sta zona qua, che già di qua sembra bella grossa, quindi questo è uno dei cubi più grossi, quindi ce ne sono anche di più grossi, soprattutto verso la zona finale. Poi non è detto che questa sia la mappa definitiva, magari si può sbloccare pure qualche altra cosa. Di certo dinosauri e portelloni fantascientifici non li tenevo in considerazione. Vabbè, anche vero che noi due nella preistoria No, non c'era. cioè io forse c'ero, però questa informazione non la posso divulgare al momento. Magari gli uomini delle caverne erano così abituati a combattere con le navicelle aliene che... Sono stati gli uomini sessuali. No, non hanno avuto il tempo di disegnarle per bene. Non penso. Sono gente tale e quale come noi, noi normali. Sanno piangere, sanno ridere e sanno anche... Ok, sono apparse delle... Quindi c'è un sistema davvero di meteo che fa delle animazioni diverse per non avere sempre la stessa cosa a schermo. Bravo gioco. E diventerà pure più grosso. Letteralmente potersi qua, a un certo punto mi puoi cavalcare, non si toccheria missile. Io mi metto da sopra con le lance a posto. La mia mobilità è inchallengeabile. Anche perché mo adesso con lo zaino così riusciamo a prendere già più cose. Allora, già vedo chip blu e chip dorati super strani, quindi quelli saranno quelli più difficili da prendere. C'è anche grande marchingegno là sotto e palla energetica. Ne possiamo prendere 16. Non c'ho Enzol. Non ho una risposta per questo. Vabbè. Allora, bambina. Bambino? Ciccio? Bambina adesso combatte. Guardate che avete filmato così. No, bambina, figlia parlava prima, sì. Non mi sbaglio, prima ho sentito figlia. Però ecco, qualunque cosa tu voglia essere anche nella preistoria, l'importante è che impari a sopravvivere perché ci sono tanti pericoli. Se no fai la fine di mamma, fai. No, e qua ogni zona che proviamo a passare qualunque cosa ci attacca, quindi... Capo che tu ci noi siamo in da preistoria, non è morto, T-Rex è morto all'astronave aliena, mamma. Marco, questa storia prevede questa fine qui. Ho capito, ma perché dobbiamo morire per l'astronave aliena? Volevo essere un tubo. Però se due uomini, un uomo e una donna dell'età della pietra con dei mezzi rudimentali più un dinosauro sono riusciti ad abbattere un'astronave aliena, non so tanto fatte bene queste astronavi, perdonami. Però se ci pensi, colpo di bazooka va giù subito. Perché dovrei prendere delle contromisure per delle creature inferiori? Ragionamento da pelloni. Loro hanno ragionato da pelloni. Ok. Tu ricordate sempre che abbiamo preso un'astronave appunto a lanciate attaccate. Anche questo è vero. Io mi posso anche muovere nelle zone e lui va in automatico. Va in automatico, non so se attacca. Qualche attacco mi sembra che l'ha fatto. Sì. Non è aggressivo come te. E giustamente. Questa è la versione doppia personalità, sblocca l'ultra istinto a un certo punto. Allora, almeno inizio a prendere un po' di cose qua. Vai, Sino, scelgo te. C'è anche la modalità Gianmarco libero, quindi... vabbè, Gianmarco. Allora non fa. Lascia, attenda a non andare a obiettivo allora. Mi avvicino per quanto possibile. Tanto è qui sotto, quindi fino a quando... Un po' di esplorare. Più che altro faccio qualche aglia. Tua sorella. Bambina pure sta attaccando bene, Bambina magari potrebbe diventare nuovo attaccante a distanza. Sì. Anche perché tu sei quello mix. Io sono attaccante feroce e barbaro da spacco puro. Grande scelta di un tanti dinosauri. Non c'ho lance. Ok, però stiamo prendendo un po' di carne. Ok, penso che sia qua giù. Ok. Oggi ho trovato un pacco leggendario per completare il bambino. Non penso. Ha detto lui qua sotto, l'ha detto, un pacco leggendario.
No, no, ma non penso. Allora, un punto abilità soltanto abbiamo. Solo uno, sì. Dobbiamo iniziare ad accumulare più così. Noi abbiamo comunque combattuto di meno rispetto all'inizio qua, Esatto, danno poca expo per livellare, per ora scegliere roba più Facciamo un po' di carne. Ci facciamo 2 lance. Cos'è codesto gioco? Buonasera quello. No, Buonasera anche a te. Allora, io e Gianmarco nella preistoria che stiamo vivendo piacevoli avventure. Ti faccio un riassunto di quello che è successo finora. Il padre sulla destra è stato attaccato da un dinosauro e correndo ha perso la sua famiglia. Abbiamo fatto un giro enorme, ci siamo ritrovati e siamo andati al nostro villaggio che è stato attaccato da persone con maschere da teschio. Durante la fuga dal villaggio ci siamo imbattuti in una navicella aliena che ci ha attaccato e in tutto questo la moglie del protagonista è morta. Così, aspetta, in che senso siete? Sì, sono nel menù. Non si è visto niente per tutto il tempo. Nemmeno l'avete visto un cazzo, ragazzi. Boulder? Ma era passato pure Smolder, pensavo ci avesse... No. No, non si è visto niente di tutto quello che abbiamo vissuto, no. Ci dobbiamo perdere sto facci malivizio di mettere la chat enorme. No. Facciamo ogni cazzo di volta a schermo. Porca la miseria, andava pure bene all'inizio della live. È la finestra qua che c'ha qualche problema. Va, ma qua c'ho schermo nero. E non si recupera. Si recupera se premo su un'altra finestra. Come cazzo è funzionata? Però prima si vedeva. Quello innanzitutto grazie mille. Porca la miseria, no, devo mettermi domani, mi devo rifare tutta l'impostazione, dobbiamo buttare un occhio sullo schermo. Poi ma non lo riconosce neanche più. Ma c'ha dei problemi proprio sto gioco. Allora non si vede, bisogna capire come si deve risolvere. Aspetta, fammi fare una cosa. Allora, aspetta un attimo, tanto si è salvato perché stavamo al falò. Allora, Grazie è quello perché... ma no, quello, grazie mille. Ah, che cazzo di dispiacere, porca la miseria. Tutto quello che abbiamo fatto vedere, e non si è visto niente. Dobbiamo vedere fino a dove si è bloccato nella live da quando abbiamo avviato. Che all'inizio si vedeva. Forse si è tolto da quando abbiamo provato. Vabbè, è un bel pezzo. Vabbè, no, tutte le porca la miseria. Dobbiamo togliere questo fatto di mettere la chat enorme così. Mamma, per esempio schermo. Vabbè, tanto abbiamo fatto comunque solo queste cose qua e stiamo adesso iniziando a vedere la mappa, quindi fortunatamente se proprio doveva succedere, sto vedendo un attimo nella community di Steam se c'è qualcosa riguardo il migliorare un attimino la questione dello schermo. No. No, lo facciamo così. Performance. Allora. Guarda, e si vede tranquillamente. Se lo faccio continua. E si vede tutto tranquillamente. Mo se io alzo la chat, cerco di fare al massimo così. No, posso vedere di fare così. No, non posso vedere di fare così. Posso vedere di fare così, così da dare un colpo di qua e un colpo almeno anche a quest'altra parte, quindi ok, aspetta che mo si è ribloccata la schermata.
E mo di fatti non si vede più in chat. Allora, nel momento in cui l'avvio non devo switchare finestra manco una volta. Se switcho finestra una volta è finito. Ok. Allora, aspetta, vabbè. Insomma, mo ci regoliamo. Ma chi fa così? È un gioco uscito da poco, c'ha qualche bug nel riconoscere le finestre e quant'altro. Penso che con qualche software esterno posso vedere di risolvere io, però l'ho scaricato 5 minuti prima che arrivava Gianmarco e iniziavamo la live. Anche perché l'ultima live volevamo farla un pochino particolare, ma non così particolare. Ok. Guarda, ti metto già anche la chat. Così non ti tocco proprio. Oh, aspetta, no, perché non ho premuto qua. Ok. Prende lo stesso iPad, quindi non premendo sulla finestra. Quello dici adesso se stai vedendo? No, adesso si è ribloccato prima perché ho capito un attimo come funziona meglio la finestra. Mo dall'anteprima lo vedo bene. Sta andando in tempo reale, quindi mo passa il ritardo. Ok, perché c'è il ritardo della live. Allora, dobbiamo rifare solo l'ultimo pezzo qua. Allora, io sono il padre. La moglie è morta, la bambina gli abbiamo appena dato un'arma perché deve imparare a combattere e Gianmarco è il piccolo Dino. Era più piccolo, solo che l'abbiamo potenziato ed è cresciuto. Sono una macchina da guerra. C'è da esplorare, potenziare il personaggio, costruirsi oggetti, c'è un bel po' da fare. Allora, rifacciamo la strada velocemente, perché non si è preso il salvataggio lì. Allora, era di qua. Prendi tutto. Sì, no, è vero quello, sono veramente una cazzo di macchina da guerra. Sì. Ok, pittura creata. La mamma è stata uccisa dall'esplosione della nave aliena. La cosa che abbiamo detto prima. Sembra un attimino, ma... Allora, se ci fai caso, quello nello sfondo, dove puoi vedere anche il cielo, ogni tanto passano delle astronavi, prova a buttare un occhio. E abbiamo trovato un'auto con il logo molto probabilmente di Jurassic Park. Siamo nella preistoria comunque. Abbiamo trovato il villaggio con tutti i nostri concittadini, tutti i potenziamenti, tutte le cose da fare. 2 passi avanti, villaggio sterminato. Allora, mi sono andato di qua. Ok, di qua eravamo prima. Allora. Prendo pure la ciccia. Ok. Ma tu sei un animale a sangue tiepido. Ok, un altro punto abilità, proprio sterminati come se non ci fosse un domani. Penso io capo! Oh, aspetta, passaggio segreto. Fatto capo. Ottimo. Guarda, anche una lancia, perché no? Allora, quello devi sapere che il mio dinosauro respira sott'acqua. Doppio salto. Velocità subacquea illimitata. E possiamo fare anche questo, aspetta. Dino, vieni qua. Dino. Mangia, Dino. Sei al massimo. Posso dare anche il cibo a Gianmarco. E in più se muoio respawno automaticamente dopo pochi secondi. 2 punti abilità. No, 1 velocità, no. Attacchi tutto tu, alla fine non imparo mai a combattere io. C'è pure l'assalto. Attenzione, se uno devi potenziare poi l'assalto. Allora, con 2 punti. Questi però sono uno, vedi quegli altri 2 là. Da 6 punti, una volta li devi fare. Sì, è che questi sono speciali, massimo. Sì. Puoi fare questi livelli qua. Teniamoli e facciamoli un attimino pappoleati. Lo sai che anche il pesce che sta nel fiume vicino a casa riesce a respirare sott'acqua? Ci riesci pure quello, io non credo che tu sappia respirare sott'acqua, onestamente. Però ci sono voci che dicono che sai respirare già
così e così. Poi addirittura sott'acqua ci sembra un attimino. Aspetta. A questo punto così ci prendiamo la mappa e vediamo come ci dobbiamo muovere. Allora, Jammox, noi siamo qua, basta che andiamo a destra e ci buttiamo giù e siamo arrivati al punto dove dobbiamo andare. Ci sono dei portali, Gianmarco. Sembra, cioè almeno Sembra un portale. sembrano dei portali. Invidiosi. No, quello è che sei un essere umano, l'essere umano non sa respirare sott'acqua. Questa è una cosa di base degli esseri umani. Poi, se ti vuoi identificare come qualcuno che sa respirare sott'acqua, a noi va bene, però poi all'atto pratico non ci riesci. Non riesco a fare. Mi sono andato a mettere nei problemi, Gianmarco. Aspetta. Solo una aglia. Me l'hai buttata addosso, Giammo. Un attacco mi ha tolto due. Se fossi un anfibio, va bene. Sei un uomo pesce, mettiamola così. Sì, Uomo pesce, respiri sott'acqua, respiri al di fuori dell'acqua. Va bene. L'importante è non sentirsi degli stronzi. Andiamo a distruggere, però. Quello c'ha i bambini, no? Vedi, c'ha i cuccioletti. Ma lui ci sta attaccando, io non lo voglio uccidere, non volevo passare di qua. Allora, aspetta. Vieni. Bei danni con la trappola, Aspetta, Puffi! Merda! No! Dammi qualcosa! Aspetta. Curate che io posso rispawnare. Prendi questa cruda. Prendi tu la cruda. No, Gianmarco, aspetta. No, che vuoi che... Ma peggerò io i bambini! Te lo vuoi aiutare, Gianmarco? Te lo vuoi aiutare? No! Aspetta, intervengo io. A posto. Sì! Dai! A posto, abbiamo abbattuto quello grosso. Allora, non litighiamo io e te. Dai. Scusa se ti abbiamo dato le botte, però... Oggi abbiamo ammazzato Rex il T-Rex. Madre mortale! No! Morto pure il padre adesso? No! Ma siamo all'inizio del gioco. Tu intanto prendi salute però. Gianmarco, sei rimasto solo tu. Cos'è lo sciamanol? Gianmarco, salvami. Salvami, Gianmarco. Si sono ciullati la bambina. No, Gianmarco. Minchia, nell'arco di un quarto d'ora tua moglie è cambiata tutta la sua vita e tutte le sue sicurezze. Faccelo cazzo. Nuovo villaggio. Ma tu sei di nuovo piccolo. Ah, per morire dopo, Minchia che crescita immediata. hai visto? No, quelle da modalità camuffamento. Allora, Gianmarco, trova tua figlia. Allora, iniziamo ad esplorare sta zona qua e capire un attimo dove siamo. Allora, qui c'è lo sciamano. Questi qua ancora niente. Allora, già siamo punto e da capo. Allora, intanto mangio bistecca. Faccio uno di carne, così almeno siamo tranquilli. Così costruiamo subito. Risorse insufficienti. No, ci serve un giunco.
Sarà qui intorno, Gianmarco. Eccolo qua. Prendi giunco. C'è un polopo. Da bordello. Ok, vieni qua. Ok, fatto. Ed è la nostra capanna di prima, già con il potenziamento che era uscito. Ottimo. Se facciamo riposo e possiamo anche selezionare il momento della giornata, così recuperiamo energia. Allora, partiamo all'alba. Gianmarco, dove dobbiamo andare? Ma poi sono tutte le zone di prima. La X punta verso destra, di qua. Giriamo. Siamo ad andare di qua e vediamo un attimino che succede. Allora, mo dovrebbe essersi aperto un po' di più il gioco. Sì, dobbiamo fare punti esperienza. Vediamo quanto dura. No, mo io e Gianmarco ci potenziamo, ci settiamo per bene. Lascia fare. Ma guardalo. Attacca punti abilità. Baia delle Palme. Da non confondere con Baia delle Palle. No. Per un'altra volta. Qui c'è un putano, qui c'è un pappagallo. Allora, esploriamo un po' qua sotto. Io. Oh. Allora, non riesco ad attaccarlo. No, Gianmarco. Allora, fammeli raccogliere. No, aspetta, se li raccogli tu si prende la carne, giusto? Ok, no, raccogliamoli sempre perché non c'ho più carne. Taglia. È troppo basso per me, dobbiamo salire. Noi qua ci dobbiamo un attimo. Non ce la facciamo. Succhio. Da quanto giù figa siamo andati? Siamo andati un bel po' e ci siamo salvati per il rotto dell'autobus. Va bene, Gianmarco, va bene. Quindi abbiamo tutta la zona qui del lago giustamente da esplorare. Sì. Ah, la X è dove siamo noi, quindi è trova tua figlia. Dice, senti. Ah, però ecco, dobbiamo aspetta. recuperare tutti gli altri. No? Oggi quelli stanno in zona Conteschio. Allora, zona Conteschio sarà il villaggio degli altri, sì, quindi là dobbiamo arrivarci belli allenati e pronti. Però possiamo recuperarli gli altri. A bambina penso sta è la fine, credo sia verso la fine. La bambina sta qua, è è la base delle qua. Sembrerebbe di sì. Quindi noi adesso dobbiamo andare tutto a sinistra. Oddio, più che sott'acqua, essendo che blu scuro là forse è sottoterra. Che acqua penso sia questa qua, vedi chiaro, quello là più scuro forse è sottoterra. Facevo un po' i colori in base qua, visto che qua fa vedere che in montagna si sì. Zona della foresta, zona questa qui, foresta superata, zona mare, zona oceano, fondale marino, sirenetta. E dobbiamo aspettare che Setti ci dà l'ok. Io poi gli mando pure un messaggio in questi giorni, pure per sapere come sta e chiedere com'è la situazione. Anche perché domani Gianmarco parte, quindi sì. Poi ci vediamo con lui tra 2 settimane. 2 settimane vediamo pure Setti come è messo e vediamo come ci dobbiamo un attimino organizzare. Allora, ormai dobbiamo tornare a sinistra ed esplorare. O vogliamo andare a vedere un attimo a destra che si dice? Vediamo un attimo, muoviamoci un po' tanto. Questo poi lo riprendiamo appena torna Gianmarco, anche perché c'è un bel po' da fare in sto gioco. No, alla fine si è sott'acqua. A posto, fatto. Allora, vediamo se riusciamo a vedere un po' qualcosa. Fermati, figlio di puttana. Qua, che sei tutta expo. Aspetta, meno male che c'è un po' di ossigeno.
Ok, acciarino e carne cruda, ok. Andiamo sopra perché sennò Quindi quello è stronzo e va bene così. Che culo, no? Noi siamo portati per queste cose, i pomeriggi passati nella preistoria, io e Gianmarco, vabbè, lasciamo che ne stare. sai, C'è sta con due velociraptor alle calcagna e poi vediamo di qua cosa c'è. Allora qui ci serve il fuoco. Sgrondol. Allora aspetta che c'è un accampamento forse qua vicino. Non c'ho manco una lancia. Oh, fermi. Giovanni. Giovanni, 3 punti abilità. Io faccio borsa più grande. vai. Ok, cambiata la giornata. Allora, vediamo un attimo a destra. No, si va giù. Quindi aspetta. Lancia. E fiacco. Ok. Vamos. Ok, allora, aspetta, fammi mettere la mappa. Allora. Sì. Tutte zone all'estremo, più Sì. c'è qualcosa anche qui in profondità. Minchia. Facciamo il bordello, no, zio? Ma ci sta piacendo, più cose ci dà da fare, noi più lo giochiamo. Anche perché poi non ti dimentica che quando torni per un pixel passiamo un pixel più in alto. No, già, ma qua mi serve il doppio soldo. Dobbiamo pure finire i blueprints quando torni. Ok. Questo c'è tanta carne, Gianmarco. Questo è carnoso. 4-10, E dà pure tanta esperienza. Dove è andato l'altro? Allora aspetta, fammi vedere un attimo la mappa. Allora, per la mappa generale, noi da qui dovremmo andare 2 blocchi a sinistra già per trovare una persona. Ok, che poi ce la possiamo portare dietro. Non c'è il danno da caduta, sembra. Ah, siamo tornati al villaggio oggi. Ok, salve. No, mi scusi. Ma non è che lei vuole venire con noi? Salve nonno. Allora. Ci manca una bacca, ok. Vabbè. Signor nonno venghi. Io continuo a prendere punti esperienza mentre Gianmarco uccide tutto. Ah, qua c'è la mappa. Allora, se qua c'è la mappa, aspetta, a questo punto facciamo così. Mezzo di. Ok. Ok, ecco qua, almeno abbiamo anche la mappa e ci possiamo muovere meglio. C'è qualcosa qui? Sì. Ok, quando torniamo nella zona qua e riusciamo pure a sbloccare il doppio, quello per esplorare bene ci serve il doppio salto. Ma fa 6 punti così. Già penso che salvando altri membri del villaggio comunque ci darà punti esperienza e quant'altro, quindi noi ci terminiamo tutto. E già un punto è fatto.
attimo. Ah, io non le posso attaccare, se non li attacchi prima di le creature. Sto cercando di tenere... Attento il uccellino. Sono un po' più vicino. c'è questo qui sopra. Non c'è più visto. E basta che non mi spingono la fiaccola. E no, qua non posso passare proprio. Mi è fatta arrivare fino a qua. Proviamo a scendere per di qua. Da dove stavamo venendo? Vediamo un attimo se... Ah, aspetta. Fatto. Come possiamo andare di qua? Ok, ma da qua ci possiamo muovere. 16 punti ogni volta. Allora aspetta, qua non posso andare, ma posso andare qua, già mo. Posso andare di qua. Posso andare di qua. Poi ciao Pierluigi, buonasera. Bonsoir Pierluigi. No, Non sono io, zio. coccodrillo come fa? Osservate la creatura più potente del reame. 2 di energia. Così. Ah, il tipo è morto. Coccodrillone. Non morto. Aspetta un secondo, ne rispondo. Ehi, stai giù. Stai giù, C'ho una trappola. Ma anche dov'è? No. C'è le schegge d'ossa. Ma ti ha ucciso di fatto nuovo? respawnare là, aspetta un secondo. No, io... Vieni qua, ti faccio mangiare. Adesso respawn. Ok. Dammi un po' di carne cruda. Vai. Allora, aspetta. Qua ne ha anche. Un po' di frutta. No, ma il problema è che io sono caduto giù, quindi dobbiamo un attimo risalire. Ok, qua va bene. Se torniamo di qua, torniamo indietro. Possiamo cadere del piede, puoi passare da qua. Allora, aspetta, a parte che qua, caso mai qualcosa, la possiamo pure rifare. A posto. E ci abbiamo 3 punti ancora. Allora, oggi io più che di qua... Se fosse possibile... Ecco, di qua così. Quanto? Ok, no, dobbiamo scendere. Oh sì, proprio la cosa ideale. Oh no, un altro coccodrillo. C'è un altro torcione là. Ok, fatto. Dovevamo arrivare qua. Fatto tutto. Ammazziamo il coccodrillo. Così abbiamo la mappa. Aspetta un attimo. Ok, questo volevo mettere. E la prossima zona. Ok, facciamo fuori il coccodrillo. Cocco? Non so. Coccolo? Eccolo là. Aspetta, qui sta litigando. Ah, c'è un pesciolino che sta rompendo i coglioni al coccodrillo. Quindi sono riuscito a buttarla, non farla cadere in acqua e recuperarla. No, così. Scusa. Poteva morire un secondo dopo perché la caccia è andata proprio via. Ok, però abbiamo preso la mappa. E vediamo un po' di qua. Cazzo, serviva fino a qua. Aspetta, tanto sì. A questo punto. Ok.
E non possiamo andare di qua e possiamo vedere di prendere già. Vai, vai. Bordo. Ah, tanto non ci serve. Più che altro. Ah no, carne pure siamo al massimo. Carne pure siamo al massimo. Lago Lussureggiata. Prima dobbiamo trovare la mappa e dobbiamo trovare la signorina. Allora aspetta, io provo a mangiare un po' di carne, ma vomito, 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 vomito. Ok, aspetta, vieni qua, vieni qua. Vieni, già te l'ho messo. Non serve. Ah, ti sei pullato? Io basta che mangio gli animali piccoli. Piccoli muschelli che. Sembra di essere piuttosto carnivoro. E soprattutto mangi la barbabietola da zucchero. Allora, che gioco è questo per Luigi? Enzo, prego. Tutorial. Allora, è un Metroidvania da giocare in coop. O no? Con potenziamento del personaggio, potenziamento delle infrastrutture del villaggio con altre persone che trovi durante l'avventura. A livello di trama è semplice, e carina e ben strutturata. Molte zone, non tantissime, come sta vedendo si gioca con piacere in coop. E ne vale un bel po' la pena per Luigi. Con un sacco di aggiornamenti e di potenziamenti da fare. C'è una mappa al momento, è questo quello che abbiamo da fare, ma non sappiamo se poi c'è altro. Però finora ci sta divertendo. Sì. Allora, diciamo, qua non c'è niente. Io devo cucinare per forza. Merci. Qualche gusto mistico. Ah, Peppino, al momento ti spieghiamo un pochettino quello che è successo in natura. Noi eravamo una famiglia. Sì, io sono un femminile. Eravamo una famiglia di Non andava per forza, preistorici. Un T-Rex ci ha attaccato e ci siamo separati. Io e il buon Enzo, che è il papà, abbiamo raggiunto la famiglia. Io affetto. Nostra moglie è morta perché un'astronave aliena è scesa e l'ha ammazzata. Poi gli alieni ci hanno ripusciato e si sono fottuti il bambino, la bambina. E ora siamo io e Enzo contro il mondo. Io ho più o meno però la forza di Godzilla. Sono una macchina da Sì, guerra. l'abbiamo anche potenziato e fa fuori di tutto. tutto qua, qua. C'ho un attacco che faccio così, volo dappertutto praticamente a fa danno. Doppio salto incorporato, se Allora. muoio respawno dopo pochi secondi. E mi rigenero la vita mangiando piccole Allora, bestie. aspetta, noi qua dobbiamo andare da sopra o vedere di passare mo da sotto. Se riusciamo, con l'ossigeno. Ah, e poi c'ho la schivata anche sott'acqua, non sa come posso fare così. Aspetta, mi stanno a pushare. Lascia che ti pulisca la strada. Intossicazione alimentare. Quello io non ho acceso il microfono per tutta la live. Però tutto a posto. No, è l'ultima sera prima della partenza infatti, e della sì. pausa estiva, quindi dai, siamo troppo sotto questa sera. Allora Gianma, c'è un problema, ci serve assolutamente un falò e della carne, te lo procuro io. Non abbiamo né carne cruda. Ah, però qua ci sono un sacco di pescioloni. Lascia che la natura faccia il suo corso. Va bene. Tu scendi più velocemente di me, vero? Io sono molto lento così. No, no, coccodrillo no, Gianma. Faccio un po' di carne cruda. Se permetti, coccodrillo. Ok, ho fatto carne cruda, aspetta. Gianmarco, sto finendo l'ossigeno. Stai tranquillo, stai tranquillo. No, sta finendo l'energia. No, già no. Già no. No. Poi è diventato tutto osso mentre eravamo in acqua, però vabbè. E io solo per 2 settimane non ci stava quello, un amico che probabilmente dovresti ancora farti con tuo pezzo di merda. Io penso qualche sera faccio qualche live perché ho riscattato l'Ice of P sul PlayStation Plus. Quindi devo dire la verità. Sì, sì.
Quindi visto che per accedere al DLC c'è da completare di nuovo la parte di storia principale, io l'ho finito la prima volta sul Game Pass, quindi dovrei prenderlo adesso per Xbox, a sto punto lo ricomincio sulla Play e poi quando sarà il momento Proviamo a rifare pure questo. prendo il DLC. Dobbiamo che qua di trovare mo Questo è l'accampamento. facile. Ci serve solo l'accampamento, già non... Vabbè. Che cosa Peppe? Ballo Gate Peppe. Io lo devo continuare con Lorenzo e Francesco. Se aspetta Francesco. Faremo vedremo di far tornare quei tempi in qualche modo. Perché hai fatto un macello con le mod perfino. No, sei arrivato a quel punto dove... Aspetta, facciamo questo qua. Allora, aspetta. Perfetto. No. Magari quella di Reagan. No, va. Saluto anche a lui. Però comunque Gianmarco torna, non ti preoccupare. Purtroppo per non te ti tornerò, abbandona. pezzo di merda coglione. Però. Quando serve il fuoco Aia, qua. figa. Possiamo passare di qua. Servono degli animali di Possiamo piccolo andare di qua, taglio. di qua. Questo non è di piccolo taglio. Però c'è un coccodrillo morto così. Hai recuperato? Sì, sono funzionato. Che cos'è questo? Questo è un encefalogramma piatto si chiama. No, allora se questo mi ha attaccato morto. Mettiti da No, parte. mi devo un attimo pensare, Gianmarco. Lascia che la natura anche stavolta faccia il suo corso. No, ma non ce la puoi fare quando quello è troppo grosso. Sta mettendo veramente. No, discussioni aspetta, di andiamo di là. Allora, tu innanzitutto picchia questo così lo posso picchiare anche io. Cambia la vita. Quello mi ha solo respirato addosso. Io salverò tua figlia. Vorrei salvare pure io, però. Tu sei un allenatore di Pokémon che ha trovato un Yugi a livello 100. Questo è. Aspetta, giustamente Tanto portato la oggi carta. sei tu che comandi lo schermo. Io devo Allora, adattare. tu? Innanzitutto sterminiamo questo stronzo. Anzi, questo dammi la mano. È una bella rottura di cose. Sterminiamo questo. Io me ne posso venire qua su. Esatto. Adesso vieni qua. Ok, è un encefalosauro, vai. Non lo rassicurato. Vatti a nascondere. Non gli posso usare il pugnale. Oggi questo come si muove mi fa da. Ah, mi ha colpito anche a me a mezz'aria qui da bordello. Aia, figa. Aspetta, mi devo un attimo curare. Sì. Vai. Tossicazione, aspetta che vomito. Non si mangia la carne cruda. Dammi buttare un po' shot anche a me. Aspetta. Sicuri. Ciappa. Poi un altro? Quanti te ne sono rimasti? Vai. Posso tornare a fightare. No! Sono caduto col vomito. sboccatore folle. Aspetta che sto vomitando ancora. Ok? Vai. Pure sta zitto. Io al massimo ti butto i pugnali. Se gli taglio la coda ci dà l'oggetto speciale. Non so. Oh no! Qualcuno è morto. No, non entrambi. No! Entrambi. No, non ci possiamo andare ancora qua. Allora dobbiamo trovare, aspetta, fammi vedere la mappa. Deve esserci qui vicino comunque qualcosa per fare. Oh, no, aspetta, la fiaccola la prendiamo noi da qua. Aspetta, allora la mappa si può fare. Moschito. Fatto fuori da moschito. Dobbiamo stare attenti a tutto. Ok, allora. Andiamo di qua con la torcia, con la fiaccola. Passiamo un attimino a farci la mappa. Magari ci fa vedere pure dov'è la persona. Però aspetta, io qua devo andarne a prendere un'altra, già Abbiamo un po' così. no, ce n'è solo una. Hai finito le lance oggi? Sai che ce n'è un'altra più avanti?
Noi dobbiamo tornare indietro e rifarci le lance. O trovare qua un posto dove farcelo. Allora, di qua è chiuso. Oh, vediamo sott'acqua di qua un attimo verso destra se c'è qualcosa. Io ho fatto pulizie. Ottimo, Ho montato pulizia. anche mobile. No, non No, penso. no, ho montato mobile? Non penso. Ah, Ikea. Ah, ah. No, Stavo ok, vedendo di qua il detto c'è parlava qualcosa con qui Francesco. sotto, però c'è uno dei fiori gialli. Arrivo. Dopo devi venire pure per forza con me. Ok, così qua è aperto. Va bene. Oh, non c'è una marea di roba. Coccodrillone. Allora, ok, fatto. Solo c'è coccodrillone. Troppo qua. Sono io il signore dell'oceano, non è lui. Vieni qua, figlio di puttana. Vedi qua. No, ma è micidiale. È micidiale. Madonna, ti ho mangiato È l'anima. micidiale. Shingozira. Basta che spammi poco poco. Ok, ossa ne abbiamo al massimo. Aspetta, devo recuperare. Vai. Vieni qua. No, no, di qua. Aspetta. Ruzzlock. No, Vai, vai, tranquillo. Ruzzlock. Tranquillo, tranquillo. Un abbraccio, stronzo. Aglia. Aglia. A me fanno sempre uno. Questo è pure perché sempre perché ho più. Allora. Eccola. No, dobbiamo fare... sì, il cavolo. Vai. Allora, quando la lancia... Spostiamolo. Per questo vorrei trovare pure un accampamento, perché poi mo, tutte le volte che siamo morti conta solo quello che stiamo facendo da qua in poi. Aspetta che farmo. Ah no, vabbè, siamo full di carne cruda. Aspetta, ossigeno. Dobbiamo provare a vedere verso sinistra se c'è qualcosa. Proviamo, perché se no non possiamo ancora venire qua, ci dobbiamo un attimo potenziare. Vieni qua, vieni qua. No, tanto io ti devo seguire per forza, pure se vai tu avanti. Allora, aspetta, io un minimo la telecamera comunque la posso muovere. Allora, io sono convinto che sti polipi, se riesci a sconfiggerli, ti danno qualcosa in un certo modo. No, manco poco. Va bene. Ok, non ho già il mox di qua. Altro punto abilità, così. Secondo me il doppio salto ma lo possiamo prendere così. Allora, noi dobbiamo capire un attimo come arrivare ad attivare almeno la mappa, se possibile. Oh no, siamo tornati là, già ma... Vabbè, comunque quello lo possiamo anche saltare, così basta schivare. Puoi andare sopra? Sì, sì. Meno che non salta e ci segue fino a qua. Però questo. Allora, noi ci vediamo dopo. Tanto abbiamo fatto lo giro dall'altro lato. Ma ti ho detto che si faceva all'orario. Sì, noi no, non ci ma è mettevamo bello, a dai, sul gioco. Allora, ehi, non pure. Questa è la zona dove stavamo prima. Quindi se riusciamo ad accendere qua abbiamo anche lo sciottino. Ok. Dai, accampamento, dai. Dei rolli. Qua c'è. No, non c'è. Figa bordello. Oh, aspetta, c'è la signorina sotto. No, ci serve il fuoco qua. Non posso. Allora, dobbiamo continuare sotto. No, e andando sta il un dinosauro. fallo da qualche parte, forza. Vieni Allora, qua. andiamo magari da sotto riusciamo a fare qualcosa. Aspetta, è sbagliato. No, neanche. Allora andiamo sott'acqua, prima che ci vede il dinosauro grosso. Aspetta, però l'abbiamo fatto. Aspetta. Nuova recluta. Ok. Ora la dobbiamo riportare al villaggio, penso. Penso se More sta con noi quando More va al villaggio, come con l'altro. No, Figol. Fatto botta.
non è che però lei... No, ce ne dà manco Sta uno marca il bello. sangue sullo schermo. No, non ci ho fatto caso. Mangia tutti, figa bordello. E qua. Giammo, prendi tutto Giammo. Ok. Allora, aspetta. Io posso venire al momento solo di qua mi serve il doppio salto. Aspetta, ci penso io. Fammi vedere se posso prendere Allora, l'altro. aspetta, alzo un po' la telecamera. No, posso. Ok. No, qui. Andando di qua andiamo avanti. No, un po' indietro, Rozzi, vediamo se c'è altra roba da fare. No, più che altro con i punti fatti. Poi mo ci serve un falò. Magari di qua. Ci serve un falò. No, lei non viene di qua. Ok. Qua serve l'abilità dello schianto. Se poi è diventato un Metroidvania a tutti gli effetti. Quindi mo se non sblocchiamo le varie abilità non possiamo esplorare tutta la zona. Aggianosauro. Ah, sono morto. Dove va? Dai. Cazzo di mostro cannibale sono, è veramente figlio di Godzilla. Ah, È che lo voglio far crescere un altro po' il tipo. combattente? No, non c'entra. No, non è quello. Ah, vabbè, non c'è da combattere. Qui serve la luce. Qui c'è il laboratorio. E qui c'è quel macchinario che abbiamo visto prima. Ah, già. abbiamo trovato anche la jeep di Jurassic Park, ribaltata e... No, qui serve il doppio salto. Così dobbiamo andare su un figa di falò ci serve. Dobbiamo tornare indietro allora. Da qualche altro posto, non c'è Fizzi qua. Allora iniziamo a tornare al villaggio, aspetta. Almeno tutti questi punti che abbiamo. Aspetta un po'. No, no. Altro punto abilità, ottimo. Un po' per questo. No, riuscito a curarmi, dobbiamo recuperare un po' di carne. Spocca un secondo se devi. Allora continuiamo da qui sotto qua, vediamo un attimino se riusciamo a trovare qualche altra cosa. Ah, aspetta, però, aspetta un attimo, vieni qua. Vieni qua. Non vorrei. No, da sopra non posso andare oggi. No, a parte che c'era No. tutta sta roba qua. C'è le spine. Sopra ci sono le spine proprio. Vanno a sinistra di qua, Da posso? qua possiamo vedere qualcos'altro da qua. C'è l'anguilla elettrica. C'era. Ottimo. Verso l'alto. Se ricarichi l'ossigeno, Sì. ok, non si ricarica, no? Andiamo. Allora, andiamo prima verso l'alto perché devo assolutamente respirare. Ok, e siamo sotto di là, quindi possiamo Creatura vedere un attimino inferiore, non sai respirare sott'acqua. e andarcene di qua. Oh no, c'è un altro di quelli. Oh no, Che si no, porta sott'acqua. no, no. Questo è buono perché ci dà la carne. Ok. Ci sono altre cose, ma se avete creato un salto e quant'altro. No, stai là tu. Stiamo sterminando di tutto, già mo. Ok. Ogni singola cosa ci dà punti esperienza. No, no, Giovanni, No, no. si finirà. Però no, se moriamo ripartiamo da là. Ma ce n'è un altro pure di qua, abbiamo in mezzo a due. No, niente. No, già No, sta qua. a sinistra. Vai, rolla. Qua sotto. Aspetta che forse questa è la zona velenosa. Non devo toccare il polline. Figa! Aspetta, No! oggi! Scola Pentral! Salta via!
recuperato uno. No, aspetta. Allora Allora, proprio facile. allora, se riesce a stare un attimo fermo sul muro lo ammazzo io. Bastardo. Non ho capito. Aspetta, aspetta. Che sembra? Scolomer. Stanno sopra. Sono dappertutto. Ok, minchia da tutto. Ma tu cammini tu già mosso. Ma sei il crescente. Ecco qua. Puttana maledetta. Aia, 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 aia. Mangio l'anima, figlio di puttana. Allora, qui Ma io devo dire. Salta, però la salta. carne lasciamo di Guarda, salta, guarda se vieni qua. Aspetta, se li stanno a picchiare. E se mo vengono qua. Spostati che tu c'hai 2 di vita. Oh, altra carne per te. Vieni, vieni. Vieni, vieni. No? Aspetta, aspetta, gli vomito in testa, aspetta. Niente, non culo. È diventato il terrore della foresta. Faccio su altre cose in più. Aspetta, c'è questo stronzo qua. E fra 2 dei giganti, il terzo gode. Brutol. La riusciamo. O almeno a trovare un accampamento, qualcosa. C'è un'altra. Un'altra di uccellini che sono infami. Eccolo. Quanti punti di abilità abbiamo? 7. Oggi metti il doppio salto e togliamoci sto dentro. Vai. A posto. Fatto. Doppio salto e ci siamo risolti il Prossimo potenziamento voglio il salto, come si chiama? Fammelo vedere, il morso in questo potenziato voglio. Questo. Treppadore? Sì. Quello potenziato, attacco solo con questo, mangio tutto, Allora, mangio. vediamo sto doppio salto come funziona però prima. Ah, benissimo. ok. Faccio qualcos'altro che potrà Due qualcosa. lance ce l'abbiamo, questo non possiamo fare ancora niente perché dobbiamo un attimino potenziarci e tutto. Salta un po'. Ok, doppio salto. Ok. Che ore si è fatto così? 43. Vabbè, a 5 minuti, cioè, facciamo altre 2 kill e poi stacchiamo. Da dormire. Oh, per qua aspetta. No, Vadi. Peppi, ci vediamo. Faccio un bordello. Amico mio, buonanotte, ci vediamo presto. Buonanotte per te. E consolo. A riposo dopo poco, Peppi. Ciao Peppone. L'ho preso. I wanna be the very best. Allora, qua stavamo. Radura ombrosa. Allora, vediamo un attimo sulla mappa generale dove siamo. Aspetta, no, qua volevo andare. Ok, nella zona qui in alto a destra. Se andiamo subito a destra possiamo riuscire a prendere pure l'altra. No, vai, Se la troviamo. Andiamo a cercare. Questo dopo. Aspetta, vediamo se c'è magari anche un falò qui nelle vicinanze. Attento all'uccello cattivo. Facciamo. C'è un albero. Perfetto. Ok, e questo che albero spirituale, ok, e questo cosa ci porta? Da 2 punti di abilità, così mi puoi mettere il potenziamento a me. Piuttosto. Guardate che combinazione micidiale. Io li staggero, tu vai là e Devo solo aumentare la forza perché sono debole come la me. Altri 42 punti esperienza. Io ti farmo punti per me. Però aspetta, qua andiamo Andiamo a destra.
Come ti ho detto, come vedi sto giochino, questo qua ci uscì qualcosa di divertente. Sì. Abbiamo ancora un bel po' da fare poi. No, Marmarello. Allora, aspetta, serve il fuoco. Quindi lo dobbiamo portare da giù. Lo dobbiamo trovare. Allora, lo zio, aspetta, se il piatto qual è? Ecco, visto anche che stacchiamo, facciamo una rasciata per tornare al villaggio. Che noi abbiamo trovato molto probabilmente quella che c'è il potenziamento, se abbiamo i materiali per farci gli oggetti di fuoco dove siamo. Una volta che abbiamo quelli, un po' di bordello. Ah, vabbè. Oh, aspetta, frutto. No. No, più che altro volevo vedere se riuscivamo a fare qualcosa. Ah no, noi da qua possiamo buttarci sotto. Aspetta. Qui stavamo sulla mappa. E qua siamo dove siamo usciti prima. Ok, buono. Dobbiamo andare tutto a destra. Di nuovo a destra. Poi era. No, di qua è tutto bloccato, dobbiamo rifarci la strada in acqua di qua, già mosso. Vai. Fai la schivata? No, te la vado a fare. Ah, io non mi devo dimenticare che c'ho il doppio salto. No. No. Cazzo, l'avevo evitato. Dai, ce la facciamo. Aglia. Vai, rotolo. Della carne in omaggio, perché no? Oh, ma questo salito fino a qua sopra. Già così già ci si riesce un attimino a muovere diversamente. Andiamo di tutto. Ah, va fango. È arrivata proprio in culo. Noi riusciamo a fare anche un altro punto, ci siamo quasi. E sulla destra. Noi da qua e ora passiamo nella zona dove possiamo arrivare al villaggio. Dobbiamo andare soltanto tutto a destra, che se vedi la mappa, aspetta. È la zona a destra subito. Ah, ce lo sai. Aglia, tua sorella. Perché? Ok, no, siamo al massimo con la carne, ok. Siamo almeno 4 per fare le bistecchine. Allora, dove avanti? Mamma mia. Ma ho preso pure l'ultimo punto abilità. Ok. E poi dobbiamo arrivare solo nella zona del villaggio. Che è sempre diritto. Eccoci qua, a posto. C'è anche da Allora.
e c'è solo lei. Non c'è una capannina tu? Dovrebbe avercela anche lei in teoria, no? O forse poi andiamo a sbloccare la zona, quella là. Allora, noi miglioramenti, questo già al massimo, più di questo al momento qua non possiamo fare. Però diciamo ancora il costo, perché Insomma è provvisorio, già ma dobbiamo recuperare la zona dove c'era il villaggio e ci trasferiamo tutti quanti lì. Già al momento fa solo questo, migliora cavallo. Potenziamento a meno, ci sembra buono. Sì, ora facciamo le ultime cose così poi non ce le dimentichiamo quando lo riprendiamo tra 2 settimane. Allora, abilità, L'ultimo, sì. saltatore migliorato. Mi miglioro anche io un po' l'attacco. Dove cazzo è? Danni con la clava. Con la clava, no? Con la lancia? No, è che quella più rapida è questa qua, inizia a fare tanti attacchi veloci. Così tengo la lancia Clava per migliorata. Abbiamo un punto. Quando lancio le schegge. Vai. Ci facciamo anche. Creazione. Lanci siamo pieni. Schegge d'osso siamo pieni. Carne cotta siamo pieni. Medicina vuoi fare? Non ancora, dovremmo sbloccare la ricetta con le abilità. Facciamo pure un migliora capanna. Mettiamo anche l'altro. Bacchio erba rosa. L'erba rosa poi ci serve per fare le cure. Ok, così almeno c'è sempre qua. Grande l'altro. Giuncol. C'è questo. Non posso, noi abbiamo un po' di bacche qua, abbiamo un po' di cosine così. Signor nonno, sì, perché lei giustamente non è selezionabile perché l'emo è qui di passaggio, non c'ha la sua capanna. E questo è un villaggio di fortuna. Sì. Ok, penso che abbiamo fatto tutto per il momento. No, penso che possiamo salvare qui. Sì. Salvataggio. Diamo i trofei perché poi non abbiamo proprio visto niente. Ok, ci sono anche altri nemici, altre cose. Ci sono tra l'altro 50 segreti, sembrerebbe. Sì. Quindi dobbiamo trovare. 50 segreti sono parecchi. Uccidi 10 squali. Dobbiamo fare uno solo di quelli là enormi prima che ci stavano scopando. Questi? Questo secondo No, me... quell'altro sopra, guarda a fianco al piranha. Ah, ok. Vedi, ok, sì. No, io stavo vedendo questo qua cercando di capire. Questo sarà un T-Rex vero e proprio, mi sa. Un altro grosso. Questo è quello là che stavi dicendo tu Esatto. prima. Altri da uno, non c'è Cioè, quest'altro però qua. questo, non è vero che non l'abbiamo ucciso, noi l'ha ucciso l'altro dinosauro. Però c'è anche questo, il cucciolino. Forse ritrovarli, forse quello è l'obiettivo se li ritroviamo. C'è un gatto. C'è un gatto da trovare, c'è la morte. Questo qua forse per le schivate. C'è un dodo gigante, penso che sono sia. dei dodo. Ok, già ma qua poi diventi modalità ninja stealth. Sembra di sì. Abbiamo un bel po' da fare. Ci sono un paio di personaggi, giustamente ne abbiamo salvato loro due. Moglie con cuore là e bambina con cuore, che vuol dire? Forse facendo qualcosa nel gioco c'è la possibilità di tornare indietro nel tempo e non far morire la moglie. Ci sono gli alieni in un gioco basato sulla preistoria, già ma a sto punto. Effettivamente. Va bene così, a noi ci piace così. Assolutamente. Non abbiamo capito le altre volte in futuro come fare per aprirlo. Allora, ragazzi, noi stacchiamo. Io voglio organizzarmi per queste sere tra il lavoro e un po' di riposo e vediamo di fare qualcosina. Vorrei iniziare a giocare un po' all'Ice of P per iniziare a prenderlo. Ma vediamo un attimino, perché già sto facendo Enotria e Wushang come Souls-like. Mettermi pure l'Ice of P già adesso. Vedo un attimino, comunque vedo di fare qualche live di sera nei prossimi giorni, comunque non spariamo. Nel frattempo vi auguriamo buonanotte. Ragazzi, ci vediamo presto con me. E sarà buona un piacere. settimana di agosto. Ciao, Anzi, di Ferragosto. Esatto. Aspetta, Dici di cominciare dovremmo finirne qualcun altro. Che cazzo dobbiamo? Allora, noi dobbiamo finire ancora il Re Fantazio, lo so, Pierluigi. Ma visto il periodo, visto tra il lavoro e altro, te l'ho detto, appena c'ho del tempo e spero arrivi a presto, questi qua più piccolini li stiamo portando, ma ci ho segnati i titoli che devo recuperare, appena c'ho il giusto tempo
me li recupero. Se devo mettere il fantazio o altro e metterli così giusto per completarli, no, non c'è divertimento. Quindi appena possibile tutte le cose lasciate in sospeso torneranno, anche perché voglio sapere pure come vanno a finire. Sì, mo si parte domani mattina, quindi sucate, vi voglio bene. Ragazzuoli belli, buonanotte a tutti. Buonanotte ragazzi, a presto.